Ma io conoscevo la coppia, li conoscevo entrambi, quindi colloquiavo tranquillamente sia con l'uno che con l'altra. In particolar modo per quanto riguarda Gianni era un amico, una persona mite, educatissima, dicevo anche ad altri vostri colleghi, persona che altruista, pronta ad aiutare gli altri, non certamente sanguigna, quindi siamo tutti sgomenti dalla notizia ma increduli anche perché non c'è un perché. Quindi la vicinanza va soprattutto al figlio che si trova, ripeto, si trova senza i genitori, senza un perché, perché questa secondo me è una cosa imprevista ma era anche imprevedibile. Sul perché non c'è la minima idea da parte vostra? Ripeto quello che ho detto fino a poco fa, cioè, siamo tutti quanti increduli proprio perché conoscevamo la coppia ma conoscevamo soprattutto lui e se è successo quello che sembra sia successo non può che lasciarci senza un perché e senza parole. Ha chiamato un amico lui prima di... Io dalle varie informazioni che si sono sentite, perché poi comunque gli inquirenti stanno facendo il loro lavoro, sembra che prima di suicidarsi abbia lui chiamato un amico che è accorso per primo sul luogo del fattaccio e ha dato anche l'allarme ai carabinieri e al 118.